amici dei Giri del Jack, c'ho gli occhiali storti, ma c'è la neve! Sto devicando polistirolo. Vabbè, ma è neve! C'è la neve, ragazzi, io sono contentissimo, c'è la neve, scusate, buongiorno, c'è la neve! E invece no, nessuno rovinerà il mio bellissimo video e il mio bellissimo secondo. Porchetta. Ah, casa, sassi, no casa, parmigiano reggiano. Un bicchiere di vino con un panino, provo felicità se costanzo fa il trenino, santino in salotto, lo prego così vinco l'enalotto. Ho perso il treno, arrivo dopo. E comunque sono giunto a casa, è arrivata Santa Lucia. Questa è stata la mia sacca, compagna di viaggi. Mi ha aiutato, le ho voluto bene. Ma ormai inizia a avere la sua età. Inizia a essere un po' rotta, inizia a essere un po' disfatta. E Santa Lucia mi porta la sacca nuova! Cari amici dei Giri del Jack, buonasera e benvenuti in un nuovo car vlog. Allora, signore e signori, scusate se non vi ho salutati, se non vi ho parlato quando sono arrivato a Parma, e anche se c'ho l'accento di Modena, scusate, la cadenza più che altro, o anche di Bologna, andrebbe bene uguale. Scusate se non vi ho salutati, però c'era un altro con cui ho fatto teatro per tanti anni e ho dovuto salutarlo. Sapete, no? Succede a volte. E adesso sto guidando, perché sì, sapete, ogni 2 venerdì faccio queste cose. Vado a salutare le persone che non vedo da tanto tempo. Mi sento stupidissimo. Sì, devo fare dei giri, faccio sempre i soliti giri, sempre con la solita persona, quindi ormai l'avete anche già vista la scorsa volta. Quindi sapete perfettamente com'è, solamente che c'è una differenza. Ha nevicato anche qui. Di conseguenza cosa c'è? Tutto ghiacciato. Visto che c'è freddo, c'è ghiacciato tutto. E io devo fare una strada che ha la grandezza di un foglio di carta piegato. Quindi è grande come un fazzoletto. E io devo arrivarci a casa sua. Perché sì, devo arrivarci in qualche modo. Spero non in una casa di legno. Già. Vabbè, comunque ci arriverò da qualche parte, forse. Credo. Non lo so. Ciao amici dei Giri del Jack, ci vediamo più tardi. Sono stanco, quindi buonanotte.